Oggi siamo qui a tagliare il nastro, a inaugurare i primi lavori fatti al Flaminio. Sono lavori che riguardano il corpo C, hanno visto un investimento di 2.235.000 euro da parte della provincia e rientrano come primo stralcio in un intervento complessivo di riqualificazione di tutto l'istituto. Abbiamo già intercettato 2.995.000 euro per ristrutturare il corpo B e altri 750.000 stiamo lavorando per ristrutturare il corpo A. Quindi sotto il profilo della sismicità e della sicurezza il Flaminio assumerà una veste che consentirà di avere garanzie di sicurezza e di comfort per il prossimo futuro, per tanti anni ancora. Abbiamo 9 milioni intercettati per la realizzazione del nuovo Città della Vittoria, con il quale abbiamo dialogato anche con l'amministrazione, e sono in corso di programmazione il progetto esecutivo e la realizzazione dell'istituto stesso. Altresì anche a Beltrame alcuni investimenti verranno fatti, quindi il polo di Vittorio Veneto, il polo secondario di secondo grado, assumerà una veste nuova, bella e attrattiva. Vittorio Veneto è sempre stata una città ben dotata di istituti scolastici anche secondari superiori, specialmente questo liceo ha una storicità nota a tutti, una volta serviva un'area ben più ampia che Vittorio Veneto, infatti molti coneglianesi venivano al liceo classico qua a Vittorio Veneto. Naturalmente la struttura era attempata e ci ha fatto molto piacere che la provincia intervenisse in questa sua scuola, adesso che le province ritornano a fare la loro funzione, ad essere debitamente finanziate e intervenire su tutti i campus scolastici della provincia. Questo ha avuto un po' la precedenza e noi ringraziamo la provincia proprio per la sua storicità, per quanto noto e quanto importante fosse, e noi la ringraziamo. È un'emozione particolarmente intensa, soprattutto perché io l'ho vissuto anche da studente oltre che da docente, per cui insomma ho visto il deterioramento e vedo adesso una rinascita autentica. I vantaggi saranno innegabili perché sono comunque una riduzione di disagi che ci sono stati in questi anni di cantiere prolungato per effetto della pandemia, quindi io prevedo comunque una comodità maggiore, sicuramente una didattica più distesa negli spazi, perché dal punto di vista didattico non abbiamo registrato sofferenze, però comunque abbiamo convissuto 2 anni con un cantiere.